L'informazione in questi anni si è anche plasmata, si è costruita assumendo la forma delle cose che accadevano. È chiaro che una città come Palermo, una città che ha avuto la virtù di un'attenzione straordinaria e una straordinaria capacità anche di interpretazione e di approfondimento, ma che è legata anche a una sciagura, la simmetria nata di quella virtù, cioè una storia nata. Se noi mettessimo in fila, con l'esercizio ogni tanto va fatto, ma non perché bisogna recitare l'elenco dei nomi come possiamo vedere in chiesa, perché serve a capire quale sia stato, quale fosse, forse quale ancora in parte il progetto politico dell'estilo di Cosa Nostra. Se mettessimo in fila i nomi di tutti i rappresentanti delle istituzioni che sono venuti a Palermo, ci renderemo conto di cosa sia stato un po' il racconto del film, cosa sia stato quella città e cosa sia stato anche raccontare quella città, una città in cui tanti sono arrivati da altri paesi, volevano raccontare quella città, se volete con quell'entusiasmo, con quell'ingenuità, ma anche con quella generosità di chi in altri tempi andava in Vietnam. È stato è stata una guerra, possiamo chiamarla in modo diverso, ma diciamo il saldo alla fine è quello di una violenza feroce che ha conosciuto i momenti che abbiamo visto in questo film. Diciamo, la cosa che è stata capace in parte di una buona informazione in questi anni è stata quella di far capire che la mafia, la lotta alla mafia non è più questione che possa essere declinata geograficamente secondo convenienza, secondo stereotipi. Io ricordo 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, una straordinaria assemblea al Teatro Lirico di Milano, straordinaria perché era pieno il Teatro Lirico, 1500 ragazzi, tutte le scuole milanesi, spero che ci fosse anche grande. Era uno dei momenti significativi in cui si cercava di ragionare insieme su cosa stesse accadendo in Sicilia, ma era un atto di grande generosità, era un atto di grande solidarietà. Oggi un'assemblea di 1000 persone a Milano non è un atto di generosità nei confronti di chi sta nelle giungle dell'Italia, è un atto di assunzione di responsabilità. Io credo che questo sia passato, in parte per merito di quella parte dell'informazione che ha raccolto dello spirito giusto la storia di questi anni, e quindi ha fatto capire che la questione della democrazia è una questione che vale ovunque, vale per tutti, è una questione quotidiana ai nostri diritti, una questione che subiamo in tutte le regioni, ma naturalmente c'è anche una temperatura emotiva diversa che dipende dalle cose che accadono. Su questo a volte i giornalisti inseguono troppo la realtà, si adeguano alla temperatura che la realtà propone, ma anche questo non voglio essere generico, non voglio essere sommario. In questo momento ci sono in Italia decine di ragazzi che scrivono per 5 euro al pezzo, 6 euro, 10 euro, e che rischiano la pelle. C'è uno che è costretto a viaggiare sotto scorta per avere denunciato la mafia del slot machine in Emilia Romagna. Viveva a Modena, hanno intercettato una telefonata, per fortuna che le intercettazioni si possono ancora fare, che dicevano quelli che magari ce lo facciamo, hanno messo sotto scorta di notte e gli hanno salvato la pelle. Era Tiziano, un ragazzo che incassava per un pezzo che scriveva pochi euro, così in molte altre parti d'Italia, per cui è anche vero che c'è un'altra generazione, forse anche cresciuta continuando a mandare a memoria non come un manco, ma come un dovere di responsabilità dei nomi dei giornalisti ammazzati in questi anni, e provando a capire, intanto sono europei, questo mestiere che non ammette spazi di neutralità, tu puoi scrivere a Milano, in Emilia Romagna, a Palermo, ma se decidi di fare giornalista devi scrivere, l'alternativa è tacere.